Buonasera a tutti voi, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. L'anno delle occasioni perdute, così la CGIL Udine definisce l'anno scolastico che comincerà domani. Per il sindacato restano intatti infatti i nodi del trasporto pubblico, della reazione delle aule in caso di recrudescenza del Covid, ma anche quello dell'assegnazione degli incarichi a 2.500 supplenti. Domani suonerà la prima campanella per 26.000 alunni e 1.800 docenti di tutte le scuole della regione. Tutto è pronto per la ripartenza, o quasi, come sottolinea Massimo Gargiuro, segretario generale della FLC CGIL di Udine, dal momento che restano alcune criticità, specie nella maggiore provincia friulana, sull'assegnazione delle cattedre a 2.500 supplenti, la metà dei quali sono insegnanti di sostegno. Sono conclusi in tempi compatibili con un buon inizio d'anno scolastico le assunzioni in ruolo dei vincitori di concorso, e questo è un dato che ci rallegra e di cui diamo atto all'amministrazione di essersi ben attrezzata. Restano purtroppo in campo, ed in particolare per il territorio della ex provincia di Udine, le criticità emerse anche negli scorsi anni per l'assegnazione degli incarichi del personale supplente. Altre criticità potrebbero manifestarsi in caso di recrudescenza della pandemia. Io definirei questo terzo inizio di anno scolastico come l'anno scolastico delle occasioni perdute. Noi stiamo ancora attendendo un significativo reimpianto del sistema dei trasporti e sistemi di reazione per le aule, anche perché certamente non possiamo ridurre gli istituti a dei piccoli colossei, no? E ci chiediamo anche come poi si potrà conciliare questa urgenza con l'altrettanta urgenza avanzante che è quella del risparmio energetico. Per Gargiulo il risparmio energetico delle scuole dovrebbe essere gestito dai tecnici dei comuni e degli enti di decentramento regionale, non dai dirigenti scolastici. Per far fronte alle criticità in avvio di anno scolastico, la Regione intanto ha incrementato le risorse per quanto riguarda il pacchetto scuola, in particolare per garantire l'inclusione. Della misura complessiva di oltre 3 milioni di euro ammonta a 250.000 euro il finanziamento per accrescere la dotazione oraria del personale di sostegno per il 2022-23. In questo modo gli istituti potranno attribuire ore eccedenti agli insegnanti con titolo di specializzazione o una pregressa esperienza in questo ambito. Altri 105.000 euro poi per migliorare la didattica per gli alunni in ospedale o costretti a casa. Per l'assessore regionale di istruzione Rosolen, gli investimenti sulla scuola in ospedale collocano il Friuli Venezia Giulia all'avanguardia a livello nazionale. E dalla regione, ma in questo caso per il mondo delle imprese, sono in arrivo altri 500.000 euro. Vediamo a cosa serviranno. €500.000 per aiutare le piccole, medie e microimprese del Friuli Venezia Giulia ad affrontare le nuove sfide del mercato. A tanto ammontano le risorse aggiuntive messe in campo dalla Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive Sergio Emilio Bini, che consentiranno alle aziende di migliorare le proprie capacità gestionali. Queste risorse, spiega Bini, serviranno a scorrere la graduatoria dei progetti non ancora finanziati. Con questi €500.000 la dotazione del bando, approvato lo scorso 24 settembre, passa da 4,8 milioni a 5,3 milioni di euro, conclude. Il provvedimento soddisfa 19 domande relative a progetti di trasformazione tecnologica e digitale, innovazione degli assetti gestionali, sviluppo di nuove strategie, accesso ai mercati finanziari, fusioni societarie, responsabilità sociale d'impresa ed economia circolare. Nel dettaglio, 12 richieste provengono da Udine, 4 da Pordenone e 3 da Trieste. Le domande relative al territorio di Gorizia sono già state soddisfatte con le risorse precedentemente stanziate. Si chiude in queste ore l'edizione 2022 di Friuli Doc, un bilancio lusinghiero ma caratterizzato anche, fanno sapere i volontari, dagli alti costi per quanto riguarda soprattutto le strutture. Sentiamo Daniele Paroni da Piazza Duomo. Siamo in Piazza Duomo, oramai siamo alle battute finali di Friuli Doc 2022. È stata un'edizione con numeri importanti e, come hanno sottolineato molti degli espositori, molti dei volontari, si è ritornati indietro alle edizioni ante-Covid. Andiamo a sentire alcune delle voci raccolte poco fa. Che voto dà? Direi 7,5. Cosa ho apprezzato di più? La buona volontà dei volontari delle Proloco, che comunque si mettono sempre a disposizione e nonostante il tempo sempre incerto sono sempre molto bravi. 10, assolutamente, perché non è facile ripartire. Sono ripartiti alla grande, gente ce n'è, i chioschi sono ben forniti, qualità come sempre,
Ieri sera sono stata, c'era molta gente, ho mangiato anche bene, soprattutto in questo capannone sono riuscita a assaggiare più cose, più specialità e mi sono trovata bene anche come servizio, come file, tutto. 9,5. Senti, il fatto che l'Udinese abbia vinto anche oggi vi rende felici o... Stiamo a cantare fino adesso la grande vittoria dell'Udinese e domenica prossima stiamo a vedere l'Inter e sempre forza Udinese. Com'è andata questa edizione di Friuli Doc? Super, abbiamo assaggiato varie cose di vari stand. Promosso. Tutto organizzato benissimo, buono da mangiare, il bere, tutto bello. È andata mediamente discretamente, perché specialmente i primi giorni sono stati difficili, ieri e oggi meglio, però rimane il fatto che il bilancio sarà duro, no? Perché le spese quest'anno sia dei prodotti difficili anche a reperire, ma soprattutto delle strutture e dell'organizzazione qui del tendone ci costa un patrimonio che le nostre associazioni è difficile che riescano a sostenere anche nei prossimi anni. Quanto costa? Siamo a 26.000 euro questo tendone, soldi in noleggio. La cronaca: 3 alpinisti sono stati tratti in salvo nel pomeriggio di oggi a Cimolais dall'elisoccorso del SUEM di Pieve di Cadore. I 3, un uomo di Reggio Emilia, uno di Modena e una donna di Forlì, si stavano calando dal campanile di Valmontanaia quando le corde si sono bloccate, hanno chiesto aiuto a voce. Il richiamo è stato sentito da un escursionista che ha avvertito il personale del soccorso alpino e speleologico della stazione di Valcellina. Vediamo i numeri del Covid con l'aggiornamento di oggi: 244 nuovi casi rilevati su 2.413 tamponi effettuati. Nell'ex provincia di Udine è stato registrato un decesso. In terapia intensiva 2 persone, in altri reparti 122, 7 in più rispetto a ieri. A Santa Maria la Longa è stato inaugurato il nuovo centro di aggregazione. Vediamo. Un nuovo centro di aggregazione che permetterà alle famiglie e ai giovani di incontrarsi in spazi adeguati per attività sociali ed eventi finalizzati allo stare insieme in maniera sana e costruttiva. Il nuovo polo, realizzato grazie a un finanziamento di 300.000 euro della Regione che ha coperto interamente il costo dell'opera, è stato inaugurato ieri a Santa Maria la Longa. Abbiamo inaugurato l'edificio dedicato al centro di aggregazione giovanile che abbiamo voluto e pensato qui all'interno dell'area festeggiamenti, all'interno del capoluogo. Tutto grazie a un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia che ha voluto finanziare le ristrutturazioni, l'adeguamento di immobili da dedicare appunto ai nostri giovani. Questo importante contributo permette anche a una piccola comunità di avere un luogo importante da dedicare ai ragazzi giovani, meno giovani e per tenerli uniti insieme a tutto il mondo del volontariato. È uno splendido segnale di ritorno alla normalità dopo la pandemia, ha commentato il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che permetterà ai cittadini di vivere in armonia ed equilibrio il proprio territorio. La struttura è stata ricavata nell'area festeggiamenti di via Zompicco, dove è stato demolito un vecchio chiosco e costruito un edificio ex novo, attrezzato con proiettore, giochi, impianto audio e una piccola cucina. L'edificio è ecosostenibile e autonomo sotto il profilo energetico grazie all'installazione di pannelli fotovoltaici. Questa mattina a Malborghetto Valbruna cerimonia per i 110 anni dalla fondazione del locale Corpo dei Pompieri Volontari. C'era anche il vicepresidente della Regione Riccardi. 110 anni dei pompieri volontari di Malborghetto Valbruna sono sicuramente un traguardo importante, una cellula, possiamo dire, del sistema di protezione civile, nata molto prima, che oggi fa parte integrante della nostra organizzazione con questa attività volontaria ma di grande competenza che continua a formarsi, a elaborare progetti e azioni a beneficio della sicurezza della popolazione. Questo l'abbiamo visto anche di recente negli incendi che hanno colpito sia il Carso che la montagna friulana. Questo insieme al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo dei nostri forestali, a tutti i volontari dell'antincendio boschivo di protezione civile. Sono un'organizzazione che garantisce tranquillità e sicurezza per la nostra gente, alla quale va la nostra gratitudine e soprattutto il nostro appello perché questa esperienza deve proseguire avvicinando i nostri giovani a questa attività. A Pocenia una speciale street art sui muri della scuola che ha visto protagoniste le famiglie.
Il mondo non è altro che una tela per la tua immaginazione. Questo pensiero di Thoreau ha ispirato la particolare iniziativa di Street Art che si è svolta a Pocenia nell'ambito della 16ª giornata del sorriso. Per il secondo anno consecutivo, famiglie e amici si sono cimentati nella pittura del disegno realizzato da Valentina Bott, Manuela Burlina, Alessia Buratto, Donatella Trevisan e Cristina Monti sul muretto di recinzione della scuola primaria di Pocenia. Un vecchio muro usurato, estinto, è diventato la tela perfetta che ha fatto attivare un'intera comunità per riunirla nella volontà di prendersi cura del proprio territorio. Un'iniziativa che ha avuto molto successo non solo in quanto occasione di prendere parte a una manifestazione il cui ricavato andrà a favore di progetti benefici nel campo delle malattie oncologiche infantili. Si tratta infatti di un'attività realizzata in collaborazione con l'associazione Insieme per un sorriso, Luca Onlus e l'amministrazione comunale. Grande infatti è stato il desiderio di riprendere in mano pennelli e rulli e cimentarsi per un paio d'ore ciascuno in un'opera collettiva per la propria comunità. Si è conclusa l'impresa di Walter e Mara che insieme per 8 volte, assieme a tantissime altre persone, hanno scalato tra ieri e oggi lo Zoncolan dalla parte di Ovaro per sensibilizzare sulle difficoltà affrontate dalle famiglie che hanno a che fare con una disabilità grave come l'autismo. L'obiettivo era anche raccogliere fondi per il progetto Small House. Siamo andati questa mattina alla partenza delle 10 dove c'era quasi un centinaio di persone. Walter e Mara, la mattina del secondo giorno è stata dura, Walter? È stata molto dura perché lo Zoncolan lo conoscevo e devo dire che poi si impara da queste salite, no? Perché volutamente ho detto tante volte che dalla sofferenza ovviamente impari a resistere poi nelle difficoltà anche poi della vita in realtà. Ho affrontato 5 salite, la notte è freddo, ho trovato a fianco a me delle persone veramente fantastiche. C'è soprattutto Ettore di San Daniele che ha fatto tutte le 5 volte, anzi mi ha dato un supporto, ci siamo anche aiutati perché poi alla fine ti confidi, no? E ti dai supporto nella sofferenza. Ma ho visto una bellissima partecipazione e credo che per tutte le persone che sono venute qua ci hanno emozionato. Questa partenza parto anch'io, giustamente per affiancare Walter perché adesso è stanco e anche come segno di unione familiare perché questo è un progetto per le famiglie, nasce da una famiglia. Dicevo a Walter, questa mattina alle 5 stavo registrando ancora iscrizioni, è un segno bellissimo, non ci aspettavamo tanta vicinanza, soprattutto affrontando lo Zoncolan, ma abbiamo capito che tutti insieme se si vuole lo Zoncolan ce la facciamo a farlo. Sì, il paese si è mobilitato dagli alpini che hanno fatto l'assistenza anche sul percorso di giorno e di notte, il bar che è rimasto aperto, la Proloco, la Sportiva, il comune che abbiamo dato una mano per mettere vicino tutto il volontariato. Quindi una cosa sentita, lo Zoncolan va bene per le gare di ciclismo, va bene per le tappe, parlavamo ieri con Enzo Cagnero che era qua, ma credo possa essere utile anche per queste iniziative. Continua l'entusiasmo in casa udinese, 4ª vittoria consecutiva, battuto in rimonta il Sassuolo, rimasto poi in 10 per 3-1 e un solo punto dalle 3 in testa alla classifica. Sentiamo Sottil. Sono contento sicuramente del momento che stiamo attraversando, che stiamo facendo delle prestazioni molto di livello, con dei risultati straordinari, però io rimango sempre equilibrato, non è retorica, la classifica la guardo, è bellissima, ma siamo all'inizio, quindi la cosa che mi è piaciuta è la mentalità di rimanere, non facendo un inizio molto brillante, stare in partita, creare le condizioni per mandare fuori un giocatore e condurre un secondo tempo molto diligente, molto intelligente, ordinato. Mi aspettavo un Sassuolo aggressivo, invece il Sassuolo non è stato aggressivo, noi siamo stati aggressivi, andavamo a prenderli alti e abbiamo anche riconquistato dei palloni, non siamo stati secondo me così rapidi e precisi come siamo stati nelle ultime partite, parlo della prima parte, e invece il Sassuolo ci aspettava, poi hanno trovato un gol sulla nostra costruzione sbagliata, e sono stati bravi a infilarsi, è l'unica occasione che hanno creato perché poi i tiri in porta non ne hanno avuti
E quindi questa è stata la prima parte, poi noi siamo venuti fuori bene, abbiamo schiacciato la squadra lì, i ragazzi sono stati lucidi, non sempre queste partite è scontato che vinca chi è in superiorità. Tra poco Sport FVG, risultati del calcio dilettanti. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e una buona serata. Arrivederci.